Marco Montemagno ha appena superato i 2000 punti sulla piattaforma di chess.com. Com'è possibile in così poco tempo? Lo andiamo a scoprire nel video di oggi. Prima di cominciare col video ti ricordo che siamo nella settimana del Black Friday e tutti i corsi sulla Mazzo Caco Academy sono scontati del 30%. Ti lascio in descrizione del video tutti i riferimenti e i codici sconto da applicare. Ma partiamo subito. Montemagno ha raggiunto quello che era il suo obiettivo, ossia i 2000 punti sul gioco online. Chiaro, il gioco online è diverso dal gioco da torneo, i 2000 punti online, che sia su chess.com, su Lichess o su altre piattaforme, non equivalgono ai 2000 punti FIDE, però stiamo parlando di un signor punteggio, un punteggio dove inizi a giocare su scacchi veramente sul serio, inizi a essere veramente competitivo. E se andiamo sulle varie piattaforme, tutti i giocatori che sono al di sopra dei 2000 punti sono al di sopra del 99% della popolazione scacchistica. Quindi nel video di oggi andiamo insieme ad analizzare che cosa è successo, come è potuto in un anno raggiungere un punteggio così alto, così importante, punteggio che magari persone se lo sognano in un'intera vita scacchistica. Andiamo a analizzare punto per punto. Intanto due parole veloci su Montemagno, caso mai non lo conoscessi. Come lo possiamo definire? Ma forse dovrei chiedere a ChatGPT, ma da come lo conosco io, che lo seguo da parecchio tempo, è un imprenditore, ma io credo che la sua più grande dote, lui è molto poliedrico, un po' come me piace fare mille cose, però se c'è proprio una dote che secondo me sulla quale lui spicca su tutto e su tutti è la comunicazione. Lui è un grande comunicatore. Penso che se ti leggesse, non so, le pagine gialle riuscirebbe ad intrattenerti anche leggendoti le pagine gialle. E in mezzo a tutti questi suoi 1000 impegni, 1000 progetti che lancia e continua a lanciare sempre, ha deciso, si è appassionato al mondo degli scacchi e ha deciso di iniziare a far sul serio. Quindi da un giocatore che conosce a malapena le regole, ha deciso di intraprendere un percorso che l'avrebbe portato poi ad un miglioramento scacchistico. Ora è riuscito nel suo obiettivo, in poco più di un anno è riuscito a toccare i 2000 punti. Abbiamo già detto cosa significa arrivare a 2000 punti, è un punteggio veramente importante dove inizia a giocare veramente a scacchi sul serio. Da 2000 punti in poi, per esempio in Italia, nel 2000 punti della federazione italiana, arrivi in quella che è chiamata la categoria di candidato maestro. I candidati maestri picchiano, giocano, non te ne fanno passare una, non ti perdonano gli errori, quindi si tratta di giocatori veramente forti. Ripeto, il gioco online è un'altra cosa, ma comunque arrivare a toccare quel punteggio è una cosa molto importante. Perché dico arrivare a toccare? Perché un conto è toccare un punteggio e dire ho toccato 2000 punti, mi ritiro, non gioco mai più. Un conto è mantenere quei 2000 punti. Ogni volta che arrivi su un centinaio nuovo, quindi 1600, 1700, 1800, 1900, non è detto che tu rimarrai al di sopra di quel centinaio, anzi con tutta probabilità farai qualche partita che ti riporterà sotto. Quindi se hai toccato 2000 punti sicuramente scenderai a 1900, poi ritornerai a 2000 e continuerai a traballare un pochettino. Quindi il raggiungere e toccare una nuova centinaia non ti garantisce di continuare a rimanere lì dentro, ballerai un pochettino su e giù fin quando ti stabilizzerai sul nuovo punteggio e poi potrai iniziare la scalata per raggiungere poi la centinaia successiva. E in effetti è quello che è successo proprio a Monti. Se andiamo a spulciare il suo profilo notiamo che nel punteggio rapid, che era quello il punteggio interessato, attualmente è su circa 1816 punti, quindi c'è stato ovviamente un calo delle prestazioni. Ho analizzato alcune partite, alcune sono sviste, clamorose, probabilmente mi immagino 3000 impegni che gioca distrattamente, però c'è una cosa che per esempio non riesco a capacitarmene. Allora io credo che lui abbia giocato praticamente quasi sempre blitz, quasi sempre rapid, non allenando mai il punteggio blitz. Le blitz sono le partite veloci e al giocatore di scacchi comunque aiutano un pochettino a creare l'occhio veloce, a cercare di avere un certo dinamismo nelle partite che nel gioco online è fondamentale. E spulciando proprio il suo profilo, guardando le ultime partite, notiamo che ha giocato qualche partita blitz. Ovviamente credo che non avendo mai giocato il punteggio è piuttosto basso, siamo sui 1400 contro i 2000 toccati nel punteggio rapid, ma quello che possiamo vedere, al di là magari di questa partita, ci sono delle sconfitte contro giocatori di altrettanti punti, quindi 1400, 1450, e quello che mi domando è com'è possibile che un giocatore che abbia toccato i 2000 punti poi in una partita blitz perda con un 1400?
Questa è una grande domanda che mi sono fatto e la risposta che sono riuscito a darmi, poi scrivetemi qui sotto la vostra risposta perché poi ognuno crea fuori l'interpretazione propria e l'unico che potrà dirci qualcosa è veramente Monti e lo invitiamo a commentare anche lui sotto questo video è non avendo mai allenato questa tipologia di gioco che sono due giochi diversi, il gioco un pochettino più ragionato e il gioco veloce, Blitz, è rimasto un pochettino indietro, magari ora non le ho viste tutte queste partite, magari alcune di queste le avrà perse anche per il tempo, perché il tempo poi nelle partite a 5 minuti secche è un fattore fondamentale, così come anche nelle 10 secche, e di conseguenza c'è questo dato che mi lascia un po' sconcertato, cioè io penso che un giocatore solido che gioca da 5-10 anni a scacchi, che è sui 1800, penso che i 1400 nel Blitz se li mangerebbe a colazione. Forse un'ascesa così veloce non gli ha permesso di creare quella solidità interna, soprattutto quando si parla di istinto e nelle partite velocissime online è l'istinto che prevale. Quindi sul ragionato, quando c'è da fare dei ragionamenti, sicuramente lì è molto bravo, ma credo che gli manchi da sviluppare la questione istinto, cioè la prima mossa che ti suggerisce il tuo cervello che più possibile si avvicina alla mossa migliore. Ecco, questo sicuramente è un aspetto da approfondire. Il fatto che comunque sia riuscito a raggiungere i 2000 punti in così poco tempo vuol dire tutto, non vuol dire niente. Allora, intanto ci ha dimostrato che con l'impegno si può arrivare a raggiungere qualsiasi traguardo e io mi permetterei di dire in qualsiasi ambito sia lavorativo che personale, quindi a volte noi sottovalutiamo quello che possiamo essere in grado di fare se siamo messi alle strette, se ci diamo un obiettivo e ci focalizziamo totalmente su quell'obiettivo, quindi questa è una lezione valida per tutti. E in secondo luogo c'è anche un'altra questione da considerare, la questione predisposizione. Ora io sono anche un pianista, faccio concerti, insegno pianoforte e so molto bene che cosa significa essere predisposti a suonare il piano o no, così come per giocare a scacchi o così magari come per giocare a ping pong. E negli scacchi per esempio ci sono giocatori che arrivano a 1000 punti semplicemente giocando online, quindi senza mai studiare nulla, un'apertura, senza mai studiare veramente nulla, e ci sono giocatori che invece impiegano anni studiando e dandosi da fare per toccare i 1000 punti. Quella è una questione semplicemente di predisposizione, ok? Quindi non c'è da denigrare chi ci mette più tempo e più fatica, perché gli scacchi sono essenzialmente un gioco e come in tutti i giochi chi è che vince? Non il più intelligente, anche qui c'è questa cosa che gli scacchi sono un gioco di menti, di intelligenza e addirittura ci sono un sacco di aziende che fanno fine anno corsi di team building che è associato agli scacchi. Io penso, parere mio personale, che siano tutte delle grandi cavolate, perché ok, gli scacchi sono un gioco strategico, ti aiutano a prevedere le mosse del nemico che potrebbero essere, diciamo, paragonato a quelli dei competitor di un'azienda, però sono tutte cavolate, diciamolo. Alla fine è un gioco e come tutti i giochi vince chi conosce al meglio le regole di quel gioco e chi conosce come funzionano le probabilità, le cose. No, anche nel Monopoly, che è un gioco essenzialmente molto più casuale degli scacchi, dove comunque c'è una componente dei dadi che è fortuna al 100%, però anche nel Monopoly ci sono delle strategie che se uno le conosce, le applica, ha più probabilità di vittoria rispetto agli altri. Per esempio quello di prendersi i territori arancioni, poiché è studiato che sono quelli dove le persone ci capitano di più e hanno il miglior rapporto costo e poi quello che ti danno, soprattutto quando ci metti sopra 3 case. Mettere 3 case anziché 4 l'albergo, anche quello è il miglior, ti dà il miglior beneficio costo per mettere le case e poi il reddito che ti dà ogni volta che un giocatore ci cade sopra. In più, essendo l'arancione vicino all'uscita di prigione, spesso quando uno ci esce di prigione poi ci capita sopra. Quindi ci sono una serie di strategie e anche gli scacchi è un gioco veramente come il Monopoly, per carità. Togli il 90% della botta di fortuna del Monopoly, ma è un gioco, quindi conosci le regole, conosci quali sono le mosse migliori da fare, diventi bravo. Non è una questione di intelligenza, semmai è una questione anche di memorizzazione, perché arrivati a un certo livello, secondo me dai 1700 in poi, memorizzare aperture fino alla ottava, nona, decima, quindicesima mossa diventa quasi necessario poi per migliorare. Altra cosa importante, che Monti ha avuto una fortuna che altri non hanno, è quello di essere seguito personalmente da un maestro internazionale di scacchi. Ovviamente
farsi seguire personalmente ha i suoi costi, cose che alcuni non possono sostenere. Tra l'altro Monti stesso ha detto che Piscopo, che è stato il maestro che l'ha seguito, non ha chiesto un euro. Ovviamente ha avuto un ritorno di pubblicità alla grande, vedendo i risultati del suo allievo in così poco tempo, però diciamo anche questo è un discorso importante. Magari ci sono scacchisti che giocano una vita e non possono, o non hanno, a volte il discorso è anche non hanno voglia di mettersi in gioco mettendosi a studiare seriamente, perché diciamo che nel momento in cui negli scacchi inizi a studiare perdi, secondo me, quella parte di sogno che c'è in questo gioco bellissimo. Magari tu all'inizio ti affezioni a un pezzo, io col cavallo sono fortissimo, e poi ti rendi conto che giocando non ti devi affezionare a un pezzo, ma devi semplicemente seguire delle procedure. Se quel cavallo in quella partita fa schifo, è meglio perderlo anziché dire no, io mi sono affezionato ai cavalli. Quindi secondo me man mano che vai avanti si perde anche quella componente, diciamo, non so come dire, creativa e sognatrice di chi inizia a gestire questo gioco, che vede i propri pezzi come un esercito, no? Quindi ovviamente, ripeto, poi andando avanti occorre veramente studiare, darsi da fare, memorizzare, e non sono magari sforzi o cose che tutti vogliono fare. Partiamo con questa partita di bianco contro un giocatore di circa 1800 punti, giocata abbastanza recentemente. Monti apre con D4 e su questo non posso che essere d'accordo, e su G6, che va su un sistema indiano, arriva alfiere F4. Alfiere F4 è 99% dei casi è sinonimo di London System, quindi E3, C3, cavallo F3, cavallo BD2, alfiere D3, oppure, come è accaduto in questa partita, del Jobava London System. Questo cavallo C3, che ripetiamo, lo vediamo spesso e l'ho detto miliardi di volte in mille video, anche fino a 1300-1400 punti. Vediamo che nelle partite di donna di 4 e di 5 c'è il giocatore che è bianco che gioca cavallo C3 e il nero che gioca cavallo C6, andando a tappare il pedone C2 e C7, che è una cosa moderna. Questa apertura esiste, l'ha inventata Jobava, che è un giocatore vivente, quindi è una cosa stramoderna. A livello posizionale secondo me è un po' difficile da giocare, ma Monti gioca questa apertura comunque complessa. E4, cavallo E7, donna D2 per permettere l'arrocco lungo e la manovra di sfianchettamento, D6 arrocco lungo, cavallo D7. Qui il nero sta cercando quasi di giocare un ippopotamo, da quello che sembra. Arriva alfiere H6, arriva il cambio. Ora la donna si è posizionata qui, sicuramente l'arrocco corto non è più disponibile. B6, e infatti arriva proprio la struttura dell'ippopotamo. Un'apertura strana, difficile da giocarci contro perché non hai appigli. Alfiere B7, arriva alfiere B5, C6, e dopo una serie di cambi Monti va in vantaggio del primo pedone con grande attività. Presto si potranno anche raddoppiare le torri sulla colonna D. Donna G7 per togliersi dall'inchiodatura, cavallo B5 sostenendo la torre e attaccando la donna, donna B7, e qui in partita Monti gioca torre D1, non vedendo, ovviamente non era semplice da vedere, questa torre per E6 con a seguito doppio su re e donna. Tra l'altro la donna si sarebbe guadagnata a gratis. Ok, torniamo indietro. Torre di 1 invece è stata giocata in partita. Qui è capibile perché abbiamo qui due pezzi sospesi. Dopo A6 la torre è sospesa, quindi è una mossa umana. Torre di 1, re E7, cavallo F3, cavallo C5, E5, A6 scacciando il cavallo, donna G5 mossa intermedia, re in F8, donna F6 altra mossa intermedia attaccando la torre che si deve andare via, e cavallo D6. Adesso questo cavallo si trova in un avamposto devastante dove dà uno sguardo ad un'idea di matto su F7. Donna in E7 per cercare di tenere questo punto e cambiare le donne, e giustamente Monti non ci sta il cambio delle donne poiché ha solo un +1 di materiale, ma qui si capisce che la posizione ti permette anche di ottenere di più. Quindi donna F4 e magari in futuro cavallo G5 si aggiunge anche un ulteriore attaccante qui, re G7, H4 per cercare di sfondare e indebolire ulteriormente l'arrocco, torre in A in D8, H5 permesso, F6, H per G6, H per G6, e qui arriva la
scoccata finale donna H6 matto, poiché la donna controlla queste caselle e il cavallo F7. Quindi una bella partita incisiva di attacco, precisa. Ok, è venuto a mancare un colpo tattico, ma se li vedessimo tutti saremmo tutti dei grandi maestri. Quindi una partita precisa, mi è piaciuta molto. Con il nero invece Monti gioca sempre C6. C6 che porta a quella che è la difesa Caro-Kann, una difesa nota per essere solida. La giocava Karpov, un giocatore ultra posizionale, poi è andata, non è che è andata in disuso perché viene ancora giocata sempre e a tutti i livelli. Oddio, a livelli altissimi, quindi parliamo 2005, 2006, 2007, è difficile trovarla giocata spesso in alti tornei. Diciamo che contro i 4, e qui non ho paura di smentite, ad altissimi livelli si vedono tantissimo i 5 e 5. Difesa francese Caro-Kann, difesa francese ancora si vede, la Caro-Kann si vede veramente poco spesso, però a quanto pare si può arrivare tranquillamente anche a 2000 punti giocando la Caro-Kann, che è una difesa super solida e facile se vogliamo da giocare, poiché l'idea è tirare fuori questo alfiere e solo dopo chiudere 6 dando spazio anche a quest'altro alfiere, quindi è molto solida, facile da giocare. Qual è il neo di questa apertura? È che forse non offre al nero troppe possibilità dinamiche, è molto statica se vogliamo come apertura. Qualcuno dice che è un'apertura pattaiola, oddio, non è che mi lamento di pareggiare col nero, Ok, vediamo questa partita dove intanto inizia a esserci un po' di pressione sul pedone di 4 che potrà essere aumentata con la donna in B6, infatti è quello che arriva, e ora arriva anche l'alfiere a sostegno di questo pedone centrale. Alfiere 7 per arroccare, H3 stuzzicando l'alfiere, che ovviamente non è che ha troppe possibilità, catturo in F3. Catturo in F3, arrocco corto, torre in C1, torre in A in C8, e arriva a G4. Il cavallo deve fare qualcosa e l'unica sensata forse è prendere l'alfiere in E3 e arriva alfiere G5 andando ad attaccare il punto debole, ovviamente con inchiodatura sul pedone. Donna in E2 e adesso qui vedi che è un'apertura molto solida, ma ti devi un pochettino inventare le cose da fare, no? Qui forse sarebbe stato carino magari provare a raddoppiare le torri, anche se poi magari ti arriva un cavallo in C5 che ti tappa tutta l'iniziativa, quindi devi essere veramente bravo a giocarsela. Qui Monti trova un'idea carina che è cavallo per E5. Cavallo per E5 e ci sono varie idee. Ora, se il bianco va a catturare col pedone, c'è la possibilità di catturare qui con attacchi doppi, ma in realtà qui il bianco aveva un'intermedia, torre per, e dopo questa ovviamente sì che c'è questa, ma magari non è più forte quanto prima, è ovviamente da vedere come situazione. Quindi bella giocata, interessante. Qui il bianco non vuole correre rischi, quindi gioca re G2 e quindi è stata premiata l'audacia. Cavallo in C4, adesso questo cavallo che del nero che è fortissimo, torre in C3, donna in D6 andando a prendersi le case scure, visto che il bianco è debole sulle case scure, torre in F va in C1, E5, bellissima spinta di rottura, cattura, donna per E5, adesso arriva un triplice attacco sul pedone E3, torre di 1 e qui cade anche questo pedone, più 2 per Monti, donna per E3, donna per E3 e qui semplicemente si è andati ai cambi e a questo punto si gioca un finale dove addirittura qui Monti si trova a più 4, quindi una situazione da favola, e dopo aver cambiato anche la torre il gioco è molto semplice da finire con alfiere e torre e pedone ultrapassato e facile da portare a promozione. Che cosa possiamo trarre noi di importante avendo visto anche lo stile di gioco di Montemagno? Uno, che lui utilizza un'apertura per il bianco e una difesa per il nero. Quindi sia contro D4 che contro E4 in realtà si può rispondere sempre con C6 e si può poi ritornare sempre in una sorta di Caro-Kann. Il fatto che utilizza sempre una difesa e sempre un'apertura, prima o poi diventi esperto di quell'apertura e di quella difesa. È chiaro che ce ne sono tante altre e sono tutte molto appetitose, alcune ricche di tranelli eccetera, ma poi in realtà la verità è che
in realtà, cioè, già solo con un'apertura è difficile diventare esperto perché ci sono così tante linee, così tante varianti che per diventare esperto di un'apertura forse dovresti fare un migliaio di partite con quell'apertura. Quindi a volte ci sono giocatori che spesso sanno solo le prime 2 o 3 mosse di un'apertura, poi cambiano apertura, fanno questa, fanno quell'altra. No, diventare esperti in un'apertura e giocare solo quella. È chiaro che poi ad alti livelli, quindi parliamo di dal maestro in su, quando giocano nei tornei a tavolino loro si preparano varie aperture. Perché? Perché i propri avversari vanno a studiare la preparazione teorica del maestro in questione, perché le proprie partite sono pubblicate online e visibili, quindi c'è bisogno anche di sorprendere l'avversario. Ma noi, comuni mortali che giochiamo online, anche se giochiamo sempre la stessa apertura, sicuramente non ci troveremo mai contro un avversario che si è preparato appositamente per giocare contro di noi, visto che gli accoppiamenti sono casuali. Bene, siamo arrivati alla fine di questo video, lascia un commento qui sotto dando la tua opinione. Congratulazioni ancora a Monty, veramente ha sempre dimostrato una grande costanza, pazienza e visione sul lungo termine, anche se un anno magari potrebbe essere considerato visione di breve termine, ma sul lungo termine è lì che si deve vedere l'ascesa. Magari nel giro di una settimana, 2 settimane possiamo perdere anche 100, 150, 200 punti, ma poi noi tiriamo le somme sempre sul lungo periodo. Quindi congratulazioni ancora e ci vediamo nel prossimo video qui su Matto Scacco. Ciao!